Io ho sempre viaggiato tanto, grazie al cielo, fin da ragazza e soprattutto dopo la laurea ho iniziato una vita molto movimentata, grazie al mestiere di mio marito che è diplomatico. Questa è stata l'ispirazione, oltre ai miei studi di storia, è stata questo mio viaggiare e cambiare continuamente casa, che mi ha insegnato tanto, mi ha insegnato soprattutto a capire la gente. Il fatto di comprendere vari popoli diversi mi ha spinto poi a scrivere, seguendo i miei studi. L'ispirazione dei miei libri è stata proprio grazie ai miei viaggi, che non sono stati solo viaggi, ma sono stati occasione di vivere, ed è diverso viaggiare e vivere in un paese diverso dal tuo, perché ti devi adeguare immediatamente alle usanze, ai costumi, alle abitudini e soprattutto, se sei spinta da curiosità, sulla soglia di casa inizia una nuova ricerca, una nuova vita. Quello che ho fatto in questi anni, in questi lunghi anni, e in queste bellissime sedi che ho avuto la fortuna di vivere, dall'Albania al Marocco, dalla Tunisia alla Grecia e finalmente alla Turchia. Sono tutti luoghi legati alla mia città Venezia, dove ho ritrovato le tracce di un passato ricchissimo che ancora adesso permea la nostra città. E ho cercato con questi miei libri, con questo ultimo in particolare, Un clic a Venezia, ambientato nel 2870, ho cercato di dare una prospettiva ottimistica, vista la situazione della nostra città che non è certo felicissima in questo momento, e ho cercato di inserire questo romanzo in un più generale racconto che collega vari fattori, dall'economia all'ambiente e la storia, che è la mia materia di laurea, una storia che appunto permea tutti questi miei racconti ed in particolare questo ultimo, che mentalmente fa passare da un passato a un futuro in maniera logica, collegata a dei personaggi che dovremo tutti conoscere.